che a livello europeo ci si muove verso quella che è l'educazione e la formazione completa degli studenti, a partire proprio da quell'insieme di buone pratiche messe in atto dalla scuola. È la scuola a formare i leader del futuro, quegli adulti che troveranno collocazione lavorativa a diversi livelli. Oltre all'alternanza scuola-lavoro, prevista dalla legge 107 del 2015, vi sono altre modalità didattiche innovative, come le visite aziendali, che vanno a consolidare le conoscenze acquisite a scuola. Siamo all'interno della ditta Fami di Rosà e gli studenti delle classi terze dell'indirizzo informatico e telecomunicazioni all'ente di formazione Irigen di Rosà sono assorti ed attenti a quanto viene spiegato loro in una visita aziendale che li sta coinvolgendo grazie anche alla preparazione ricevuta dai docenti in classe e a chi li sta accompagnando. Una visita importante perché l'azienda che ha accettato di aprire le proprie porte agli studenti per la prima volta è una realtà fra le più affermate del territorio. Circa 700 addetti in Italia e all'estero, 90 anni alle spalle, divisioni produttive su una superficie di 230.000 metri quadrati, di cui 95.000 coperti. Filiali in Germania, Polonia, Svizzera, Austria, Cina, Argentina, con distributori autorizzati in tutta Europa, nel sud-est asiatico, in Medio Oriente, in America Latina e in Asia meridionale. Specchio di dinamismo e successo per studenti che hanno così modo di fare chiarezza anche sulle loro attitudini, in una visita dalla valenza particolare. Una valenza di un certo spessore perché è un'azienda polivalente e qui i ragazzi possono vedere sia come avviene il processo produttivo, ma ci sono anche caratteristiche tecnologiche di un certo tipo perché tutta la parte informatica che gestisce l'ordine, il processo di produzione e anche tutto il versante della sicurezza informatica, l'industria 4.0 è l'ordine del giorno. Come sono stati preparati questi ragazzi? L'Istituto Irigen prepara il ragazzo dall'inizio alla fine, diciamo così, nel senso che anche se non si può vedere comunque una fine, comunque c'è una partenza dalle basi dell'informatica per arrivare veramente a sviluppare software, sviluppare anche una mentalità che prepara a questo tipo di ambiente. Ma torniamo alla ditta Fami e alla sua storia. In 90 anni di storia è cambiata molto, è partita come fabbro e siamo arrivati a 80 milioni di fatturato, abbiamo subito anche noi fortemente la crisi del 2009, però da lì poi siamo ripresi, abbiamo chiamato alcune cose, siamo cresciuti e continuiamo a crescere, questo è l'importante. Il direttore ci ha parlato che l'azienda è un'industria 4.0, quindi totalmente automatizzata e noi studenti non pensavamo che appunto fosse così moderna, così avanzata come in realtà è. Abbiamo anche apprezzato noi studenti che questa industria abbia aperto le porte appunto per farci vedere come lavorano, come passano la giornata i lavoratori, come producono, come funziona una catena di montaggio e come funziona insomma tutto questo mondo del lavoro. Abbiamo scoperto come si lavora appunto delle lamiere di metallo, quindi la parte di forazione, la parte di come si fanno i buchi, di come vengono creati appunto gli armadi per camion, per aziende, anche per asili, come avviene il processo di lavorazione di queste lamiere. Ci sono anche tante potenzialità per noi che stiamo studiando questo settore. E a margine di questa importante visita qui alla Fami, di quelli
e che saranno i prossimi lavoratori impegnati a far crescere le nostre aziende, questo mitico nord-est che deve ritornare a risplendere. Ecco, abbiamo con noi Roberto Milani della FAMI. Allora, dottor Roberto, l'impressione che lei ha avuto di questi ragazzi com'erano? Ma assolutamente li ho visti attenti, li ho visti curiosi e interessati a quello che vedevano. Non me l'aspettavo, che sono sempre titubante quando incontro degli studenti, perché ho sempre paura che quello che mostriamo, quello che vedono, che è talmente distante dalla loro realtà, non interessi o che lo guardino superficialmente o solo sia un'alternativa ai banchi di scuola. Invece li ho visti veramente interessati a quello che vedevano. Abbiamo portato i ragazzi a seguire il percorso proprio produttivo dell'azienda, partendo dall'arrivo della materia prima e seguendo poi le varie fasi di lavorazione dei pezzi in metallo, pezzi in plastica, in legno, e siamo arrivati fino a definire la spedizione finale al cliente. Li ho visti anch'io molto attenti, molto vogliosi di vedere che quello che studiano a scuola, di ritrovarlo anche nell'azienda che stavano visitando. L'impressione è stata positiva, nel senso che i ragazzi comunque hanno fatto parecchie domande riguardo le varie lavorazioni che erano totalmente nuove per loro. Comunque è stato molto positivo e interessante. Qual è stata la parte che è piaciuta in assoluto di più? Secondo me è la parte che riguardava la verniciatura, perché è un'attività che non si vede in giro molto spesso, anche perché gli impianti che abbiamo sono particolari, sono molto dedicati al nostro prodotto, e li ho visti interessati sia per quanto riguarda l'effettiva attività, ma anche per quanto riguarda il controllo e le macchine che c'erano a contorno del progetto. Sì, in particolare anche oltre agli impianti di verniciatura, difatti anche il mio gruppo si è soffermato molto là, un po' anche negli impianti automatici, e soprattutto anche ho visto, sebbene per noi sta diventando obsoleta, anche la saldatura robotizzata, che era una cosa che probabilmente non avevo mai visto. Torniamo un po' alla valenza di questo scambio scuola-azienda, azienda-scuola. Tra l'altro noi sappiamo che la FAMI è la prima volta, se non sbaglio, che apre le proprie porte in questo senso. Ecco, ci spieghi un po' che cosa vi ha spinto a questo? Non è così usuale infatti per FAMI ospitare degli studenti in visita, tradizionalmente non lo facciamo, ma ho colto con entusiasmo la proposta della preside Vizzotto. È importante avvicinare appunto la scuola all'impresa, all'industria metalmeccanica in questo caso. È importante far capire agli studenti che quello che studiano poi se lo ritroveranno, non stanno studiando delle nozioni o dei metodi che poi metteranno in un cassetto ma poi lo dovranno utilizzare. E è anche importante che tornino forse o comunque inizino ad appassionarsi a quella che è anche un'industria manifatturiera, quindi un'industria che realizza dei prodotti, perché sono sempre molto orientati verso quello che è il mondo tecnologico, il mondo digitale che è adesso, ma questo devono capire che lo trovano anche in un'azienda in cui si piega la lamiera, la si vernicia, la si salda, però oltre a questo c'è tutta una parte di digitalizzazione che è molto importante, che ricopre un ruolo molto importante. Ecco, lei mi diceva a telecamere spente che per voi delle aziende in realtà è anche un modo per scoprire nuovi talenti, quindi quegli studenti particolarmente talentuosi e bravi che hanno modo di un primo contatto da scuola, che poi magari, lei mi diceva proprio che sono quegli studenti che magari inviano un curriculum e che magari vi dicono: ma io c'ero già stato, mi sono innamorato di questa azienda per quello che io... Ecco, lei diceva che anche questa è valenza importante da sottolineare. È importante sottolineare questo, ma anche sbagliando diamo per scontato molte volte che sia l'azienda, solamente l'azienda a scegliere il dipendente, mentre sempre più anche il dipendente sceglie dove andare a lavorare, e quindi anche mostrare l'azienda, far vedere cosa può dare al dipendente, anche questo aiuta poi nella scelta e anche nella selezione delle risorse migliori.
Fabio vi ringrazia di essere stati qui oggi, ci vediamo presto, grazie ancora e ciao. E io credo che insomma l'applauso finale abbia detto molto. Mi ha fatto piacere perché vuol dire che insomma non hanno buttato la mattina e che hanno imparato divertendosi, vedendo qualcosa di nuovo. Come il silenzio del sangue che scorre all'interno di un corpo. Se uno presta attenzione con degli strumenti, riesce a sentire il cuore che pulsa. Ecco, io vorrei che ciascuno di noi fosse un silenzioso cuore pulsante nei giorni che scorrono, che dopo oggi sente di dover fare la sua parte. Grazie. Il CFP di Fonte, Fondazione Opera Montegrappa, è stato fra i grandi protagonisti del 20° premio dedicato alla figura di Marisa Nardini Viscidi. Il premio è stato organizzato dal reparto Donatori di Sangue a Montegrappa di Bassano del Grappa con i fratelli Michele e Maurizio Viscidi. Un grande traguardo per gli studenti del CFP essere stati premiati accanto ad altri studenti di una trentina di istituti del comprensorio bassanese e non solo. Un riconoscimento importante per quello che è il centro di Fonte. Sì, anche inaspettato, nel senso che noi abbiamo partecipato per la prima volta più per il desiderio di sensibilizzare i ragazzi su questa realtà così preziosa che è il dono del sangue. Io parlo in prima persona perché sono donatore da parecchi anni, e poi vederci lassù con questo dono, con questa riconoscenza, per noi è stato il top. Ad essere piaciuti in maniera particolare gli elaborati degli studenti della CFP di Fonte, che hanno lavorato instancabilmente, seguiti dai propri insegnanti per dare il meglio di sé in un programma che ha visto una preparazione sia sul piano pratico della manualità, ma anche su quello della sensibilizzazione verso una tematica, quella del dono, non sempre facile da trasmettere e recepire. Sono tutti elaborati grafici fatti a più mani, nel senso che una sezione intera del nostro corso di vendite si è dedicato per un bel po' di tempo. Rappresentano quasi sempre un cuore a colori oppure custodito da delle mani, unito da dei tubicini, per dire questo valore dei vasi comunicanti, per cui chi ha di più sente che unendosi a chi ha di meno può portare un equilibrio di bene. Secondo la giuria il premio è andato per gli ottimi elaborati presentati, che in alcuni casi hanno raggiunto risultati al di sopra delle aspettative, con la consapevolezza di aver trasmesso il valore della donazione quale valore morale, dovere civico e atto di umana solidarietà.